Visita ieri dell'onorevole Vito Crimi al comune di Porto Empedocle. Crimi attualmente ricopre il ruolo di capo del partito 5 Stelle e di vice ministro dell'Interno, che ha voluto così accogliere l'appello del sindaco Ida Carmina per via dell'emergenza sanitaria che si è venuta a creare con l'arrivo in città di circa 350 migranti, tra cui una trentina soggetti al Covid-19. Crimi ha raccolto con sé una decina di parlamentari siciliani in sostegno al sindaco Carmina. Sentiamola all'arrivo al comune empedoclino. Per dare la nostra massima solidarietà al nostro sindaco, ma anche per cercare di capire quali possono essere le soluzioni da affrontare. Oggi siamo di fronte a un'emergenza, un aumento degli sbarchi che arrivano in particolare dalla Tunisia, quindi questo è un fenomeno che va affrontato in questi termini. Noi dobbiamo dire con chiarezza che chi non ha diritto di rimanere in Italia deve tornare nel proprio paese. Con la Tunisia ci sono degli accordi di rimpatrio, quindi è possibile farlo e su quelli stiamo lavorando e lavoreremo. Poi col Ministero dell'Interno e adesso anche con Ida parleremo di alcune iniziative, stiamo mettendo in campo alcune iniziative per ridurre la pressione ovviamente sul comune di Porto Empedocle e affrontare con la massima sicurezza per i cittadini, perché la nostra priorità è la sicurezza e la salute dei cittadini. Non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino adesso, quindi credo che su questo non ci sono obiezioni o altre questioni da parte di nessuna forza politica di maggioranza. Bisogna tutelare la salute dei cittadini, per cui su questo stiamo lavorando. Anche il Ministro degli Esteri e il Ministro degli Interni stanno lavorando anche con la Tunisia per gli accordi per il rimpatrio. La riunione è durata circa un'ora, poi visita alla tensostruttura. A piedi il parlamentare si è recato a vedere com'è la situazione, uno scenario non molto edificante quello che si è visto, un centinaio di uomini ammassati nel recinto che con un caldo afoso cercavano ristoro all'esterno, la polizia allerta a fare ben guardia con diversi cellulari e auto di scorta. La tensione è salita anche qualche giorno fa, dove i migranti hanno anche tentato una rivolta all'interno dei locali. Ieri poi 7 di loro hanno lasciato la struttura in quanto positivi al Covid-19 e trasportati con un pulmino della Croce Rossa ad alto biocontenimento, portandoli a Palermo, al San Paolo Palace, struttura identificata dalla nostra prefettura per monitorare la situazione sanitaria e dove gli stessi trascorreranno la quarantena. Sono stati scoperte altre 28 persone infette al Covid, ci vorranno quindi successivi trasporti, in quanto il pulmino ne può fare solo 7 alla volta. L'impegno di Crimi per la soluzione del problema a Porto Empedocle sarà massimo, così come ha dichiarato al termine della riunione al Comune. Poi visita in prefettura e incontro con il prefetto Maria Rita Cocciufa. La riunione ovviamente ha visto la presenza anche di membri del Consiglio Comunale, anche la Presidente del Consiglio Comunale, quindi è stata il più allargata possibile. La situazione chiaramente è da attenzionare. Le notizie che ho portato e che ho portato come rassicurazione è quella che ovviamente, come avete letto anche voi oggi sui giornali, sulle agenzie, la nave con 700 posti arriverà, attraccherà a Lampedusa, ovviamente consentirà di svuotare totalmente l'hub che si trova qui a Porto Empedocle e quindi questo già sarà un primo segno tangibile dell'intervento. L'attenzione è alta, è chiaro che è una situazione straordinaria che si è venuta a verificare, questa degli sbarchi che arrivano dalla Tunisia, per la quale si stanno attivando tutti i canali diplomatici per intervenire alla fonte. Quello che possiamo fare qui è incrementare la sorveglianza, trovare luoghi che siano il più possibile gestibili, controllabili e comunque anche un po' più distanti rispetto a determinate situazioni di vicinanza alla cittadinanza e contestualmente alleggerire la struttura utilizzando questo sistema delle navi che ha funzionato in passato e potrà ancora di più funzionare. Intanto significa che c'è la massima attenzione del governo italiano, il vice ministro degli interni, diciamo che sono coloro che gestiscono direttamente il nucleo dello Stato italiano, quindi che sia venuto subito, allorché io ho espresso le grandi difficoltà che viviamo in questo momento, è un segnale sicuramente di grande attenzione, considerato che in
in effetti il governo in questi momenti, in questi periodi ha vissuto anche tante emergenze, tante situazioni particolari, la necessità di votare lo stato d'emergenza, insomma un periodo, considerato che anche il capo politico del Movimento 5 Stelle significa che ha un... La nave sosterrà qui a Porto Empedocle? No, sosterrà eventualmente per un piccolo periodo, il tempo di essere attrezzata, eventualmente se ci sono persone nella tensostruttura temporanea saranno caricate lì, però poi andrà a Lampedusa.